punto è prendere coscienza e poi dirlo ad alta voce di qual è la situazione, perché prima lei ha detto una cosa vera, cioè dice Verona oggi non è Bergamo. Verona oggi non è Bergamo, nel senso che le scene che abbiamo visto a Bergamo a primavera speriamo di non doverle rivedere mai più da nessuna parte, tantomeno qui in Veneto. Però se non partiamo dall'assunto che in Veneto la situazione è grave, più grave in questo momento che nelle altre regioni d'Italia, e che quindi rischiamo di diventare la Lombardia della seconda ondata, nel senso che oggi arriviamo, ma come ha detto anche lei qualche settimana fa, rischiamo di arrivare alle vacanze di Natale con un andamento dei contagi troppo alto e quello rischia di essere il detonatore che porta a una crescita esponenziale, non diamo il messaggio giusto alle persone e ai cittadini. Ed è su questo, Presidente, che nei giorni scorsi abbiamo provato a dire delle cose importanti. In che senso? Lei in quest'Aula ha detto che da grandi poteri derivano grandi responsabilità. In quel caso in realtà era Spider-Man, ma da grandi consensi derivano grandi responsabilità. Aveva aperto così il suo intervento. Qual è l'elemento però fondamentale? È che oggi, quando lei parla, dà un messaggio ai veneti e fa capire ai veneti quanto grave è la situazione. Per cui se alterna messaggi in cui dice la situazione è gravissima, a situazioni in cui dice beh ma a Natale magari possiamo essere di più, beh ma in certe circostanze sarebbe meglio aprire di più, questo ingenera confusione e non consente alle persone di capire fino in fondo quanto la situazione è grave. Le aggiungo un altro elemento ed è questo. Lei prima ha parlato della prima ondata di Vo, della decisione presa, tutto vero, ma quella era la prima ondata, parliamo della seconda. Nelle ultime settimane lei, anche oggi, ha provato a spiegare, a giustificare alcuni aspetti. Le faccio un esempio concreto. Quando dice il tasso di tamponi e fa ragionamento su quanti dobbiamo conteggiarne, eccetera, può essere verissima la sua versione, assolutamente, sulla percentuale, ma possiamo anche scendere allo 0,5. Però se ogni giorno muoiono 100 persone e su quelli contagiati i numeri dei positivi ogni giorno non c'entrano niente, se ogni giorno muoiono 100 persone, se da inizio dicembre sono morte più di 1000 persone, come se Alleghe o Valdastico, per citare due paesi della nostra regione, fossero spariti, vuol dire che il problema in Veneto è enorme, è più grande rispetto alle altre regioni. L'ha detto prima la collega Ostanel sul tema delle terapie intensive, è addirittura secondario se il numero di terapie intensive, o meglio, di ventilatori che abbiamo a disposizione e di posti letto è 1016 o sono di meno. Il punto è, poi i medici per farle funzionare quelle terapie intensive, ci sono tutti, perché lei prima dice la zona gialla non è un tema politico e ne siamo contenti, ci mancherebbe altro, è una scelta che nasce da un algoritmo, ma quell'algoritmo funziona in base ai dati che noi diamo e quindi noi, e questa è una domanda profonda e vera che le faccio, se domani mattina abbiamo bisogno di 1016 posti letto in terapia intensiva, abbiamo i medici per tutti quei posti letto? Perché questo è l'elemento cruciale. Chiudo su questo, nel senso che è stato detto anche da altri. Noi qui siamo disponibili al confronto, anzi glielo chiediamo, perché se c'è da prendersi la responsabilità insieme su alcune cose, pubblica, politica, è difficile in questo momento. Anche io ricevo tutti i giorni messaggi da amici ristoratori, imprenditori che mi dicono vi prego, fate in modo di non chiudere, alla fine. Anche noi. Allora, se lei viene qui e ci si ragiona insieme, quella responsabilità, posto che lei governa e noi facciamo la minoranza, ma possiamo prendercela insieme. Come? Anche sul post, e chiudo su questo, ormai un mese fa, avete licenziato come giunta il piano per far ripartire questa regione che si innesta dentro al Recovery Fund. Anche su come ripartire noi siamo disponibili a ragionare, perché anche su quello ci dobbiamo concentrare, perché da lì possiamo anche provare a dare una speranza ai cittadini del Veneto. Grazie Presidente.